Siamo con il mister del Forte dei Marmi, Roberto Crudeli. Allora Roberto, innanzitutto ben ritornato a Novara, è sempre un piacere rivederti qui a Novara. Parliamo della partita, un 3-1 che forse vi penalizza un po' troppo dal punto di vista del risultato. Sì, vabbè, 3-1, 2-1, poi il terzo non conta niente, ormai era finita la partita, nemmeno si è marcato l'uomo, quindi no, questo 2-1 che pesa perché avevamo avuto l'occasione, siamo partiti male il primo tempo, non mi è piaciuta assolutamente la squadra per come ha gestito la fase difensiva, per come ha gestito la fase offensiva, con poca lucidità, con poca intenzionalità, quindi non c'è stata intenzione, quindi quello che è mancato stasera veramente, poi dopo il secondo tempo molto meglio, abbiamo avuto veramente molte occasioni per portare a casa la partita, quantomeno non perderla. E poi quando sbagli tutte quelle cose lì, dopo hanno fatto anche degli errori loro, però insomma, fondamentalmente nel momento in cui c'era la possibilità di pareggiare la partita abbiamo avuto molte più occasioni di loro. Poi dopo nel pressare, nel cercare la palla, nel cercare di portare a casa la partita è chiaro che abbiamo dovuto rischiare qualcosa, però è una partita che a me non è piaciuta per niente sotto l'aspetto, ripeto, le intenzioni dovevano essere chiare sia in fase difensiva che in fase offensiva e sono state tutte meno che chiare, c'è stata poca intensità sotto quello che abbiamo fatto. 3 punti effettivamente persi che incidono sulla classifica a questo punto. Sì, ma prima dipendeva da noi, adesso non dipende più da noi. Prima eravamo un punto sopra e adesso siamo 2 punti sotto, e quindi non dipende da noi adesso il destino sia arrivare fuori dai play-out o dentro i play-in. Prima dipendeva da noi, adesso no, quindi adesso siamo noi che dobbiamo uscire da questa situazione e niente, è cambiato solo quello. È chiaro che quando dipende da te è molto meglio, speravo di continuare ad averla questa possibilità. Pareggiando era una buona possibilità per tenere ancora il destino nelle nostre mani. E bene, adesso vediamo cosa farà il Novara nelle prossime partite e cosa faremo noi. Ci sono ancora 9 punti in palio, sono tantissimi, e quindi vediamo. Al di là del discorso tecnico, penso che ti abbia fatto piacere l'applauso del pubblico al termine della partita. No, certo, va bene, io l'ho detto anche prima della partita, io quando vengo qui sinceramente sono molto rilassato perché sto bene, mi sento dove ho lasciato tante cose, tanti amici, tante vittorie, tante situazioni di cuore, Stefano è una di queste e quindi quando vengo qua sono sempre felice, poi è chiaro che il risultato non mi rende contento per molte cose, ma venire a Novara per me è sempre una gioia. E ti garantisco che anche per noi novaresi è sempre un piacere rivederti qui a Novara. Grazie mille.